Maltempo, l'allerta passa a gialla sul territorio del Levante, piogge diffuse su tutta la Liguria. Nel pomeriggio, secondo i previsori, sarà interessato in particolare il nostro territorio. Più peso per il comune di Lavagna nella gestione del trasporto pubblico locale. L'amministrazione mangiante vuole rientrare in AMT, la proposta al vaglio del Consiglio Comunale di martedì prossimo. Le comunità dell'ambito della Val Petronio unite attorno all'Eucaristia. Nella celebrazione a Moneglia il Vescovo ha invitato i fedeli a vivere la messa lasciandosi trasfigurare. La formazione professionale è di serie A, a dirlo la Regione in visita all'Accademia del Turismo di Lavagna, inaugurata una sala per lezioni e laboratori che sarà anche aperta al territorio. Buongiorno a tutti e bentornati al nostro telegiornale. In apertura il meteo, l'allerta arancione sul nostro territorio è stata declassata a gialla, possiamo andarlo a vedere sul sito dell'ARPAL. Come vedete in questo momento l'allerta resta arancione solamente su Genova e sul suo entroterra, gialla dunque sul ponente, sull'entroterra della Val d'Aveto e sul Levante. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio. Come vedete per la giornata di oggi l'allerta passa a gialla sino a mezzanotte. Per quanto riguarda invece la giornata di domani tutto tranquillo. La giornata di oggi, come avete visto, si è aperta all'insegna del maltempo, le temperature restano al di sopra della media stagionale, ma facciamo il punto con i previsori di Limet. Ci aspettiamo rovesci sparsi un po' per tutta la giornata. I modelli meteo di stamane evidenziano fenomeni più intensi, questa volta proprio a levante, tra il Tigullio orientale e lo Spezzino fino al primo pomeriggio, e poi un'eventuale recrudescenza serale dei rovesci che andrà di nuovo a interessare il settore centrale o comunque tra il Tigullio e la zona di Genova, però sembrano fenomeni marginali, in esaurimento e concentrati soprattutto sul mare, quindi questo è un fatto positivo ovviamente. Ripeto, per quelle zone che hanno avuto criticità nei giorni scorsi. Allora, visto che insomma, quello che è successo, è appena successo cioè la Valle Stura, quella zona lì dove ci sono stati questi autorigeneranti particolarmente gravi, ecco, questa situazione si può ripetere oggi oppure c'è solo questo passaggio di questa perturbazione, quindi diciamo che i fenomeni magari saranno intensi ma non dureranno molto? Allora, intanto rispetto a quanto si prevedeva ieri sera, ovvero un maggiore coinvolgimento dell'entroterra appunto genovese, la zona di Rossiglione, di Campoligure, nella nottata appunto le cose sono andate meglio del previsto, quindi il fatto che sia caduta meno acqua su quelle zone è positivo. Il quadro evolutivo, come dicevo prima, le va a favorire ulteriormente perché nel pomeriggio la fenomenologia tenderà a concentrarsi sul Levante, quindi sulle nostre zone, sulle zone dello Spezzino, soprattutto nell'interno, quindi quell'area dovrebbe ricevere un minimo di trega. Poi eventualmente con un ritorno serale delle precipitazioni sembra tutto più spostato verso la linea di costa e verso il mare, quindi ovviamente la situazione necessita di un monitoraggio, certo, ma al momento l'evoluzione a mio avviso è confortante. Cambiamo tema. Nel prossimo Consiglio Comunale di Lavagna l'amministrazione proporrà il rientro del Comune in AMT quale socio di minoranza, una scelta che pesa poco sotto il profilo economico anche in considerazione del travagliato percorso che il sindaco metropolitano Marco Bucci sta portando avanti per arrivare alla fusione tra AMT e ATP Esercizio. Ma sentiamo Emanuela Castello. Un aumento del capitale di ATP che sarà proposto nell'Assemblea dei Soci in programma domani. Un'azione legale per annullare la vecchia cessione delle quote azionarie di ATP Esercizio ad Autoguidovie, la proroga dell'affidamento del servizio extraurbano ad ATP Esercizio. Sono le tre azioni che il sindaco metropolitano Marco Bucci ha annunciato di voler intraprendere per arrivare all'affidamento in-house, ovvero senza gara, del servizio di trasporto pubblico locale anche sul bacino extraurbano di Genova e per costituire quindi un unico bacino nell'ambito metropolitano genovese. È quanto hanno riferito le organizzazioni sindacali del settore trasporti di CGIL, CISL e UIL al termine dell'incontro con Bucci, chiesto a seguito dell'esito negativo dell'Assemblea dei Soci di ATP Esercizio, dove il socio privato aveva espresso voto contrario al progetto di fusione con AMT.
Il traguardo finale del percorso illustrato resta quello di costituire una unica azienda pubblica che abbia al suo interno tutti i dipendenti di AMT e ATP Esercizio. Intanto, in vista della creazione della grande AMT, i comuni del Tigullio chiedono più peso. Lavagna lancia un segnale politico in questo senso, revocando una delibera assunta dalla commissione straordinaria che cedeva la quota azionaria del comune in AMT. Vogliamo esserci, vogliamo contare, vogliamo poter partecipare alle decisioni operative che riguardano la viabilità nel nostro territorio, perché attraverso la viabilità, attraverso i percorsi che possano essere razionalizzati ed esserci è il modo per farlo, vogliamo costituire un elemento che sia uno di significatività della presenza nuova del comune di Lavagna, due di presidiare uno degli aspetti fondamentali per quanto riguarda la diffusione del turismo nel nostro territorio. Possiamo partecipare alle assemblee dei soci ed è lì in quella fase che si portano all'attenzione dell'organo sociale quelle che sono le decisioni della società ed è lì che noi vogliamo esprimere il nostro punto di vista sulle principali azioni che la società vorrà intraprendere nel nostro territorio. Il comune c'è di nuovo, vuol contare, vuol portare il proprio contributo alle decisioni importanti, che è l'aspetto fondamentale che ogni amministrazione comunale dovrebbe perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni. Mediaterraneo Servizi gestirà la sosta a pagamento nel comune di Sestri Levante per il prossimo quinquennio. La Giunta ha approvato il nuovo progetto di gestione del sistema di sosta cittadina per gli anni 2020-2024, prendendo atto dei buoni risultati dei primi 6 mesi di gestione della propria controllata, che hanno visto un aumento del 15% degli incassi rispetto al 2018. La gestione diretta, spiega il comune, ha permesso di monitorare più attentamente e risolvere in maniera tempestiva eventuali carenze, portando il tasso di funzionamento dei parcometri al 90%. A questa nuova impostazione si è aggiunta l'introduzione delle app Easy Park e Telepass Pay per il pagamento, mentre sono stati effettuati maggiori controlli anche attraverso personale dedicato della Polizia Municipale. Questo ha contribuito a ridurre il fenomeno dell'evasione. Ora, con il nuovo affidamento, Mediaterraneo si impegna all'installazione di 40 nuovi parcometri e si farà carico dell'implementazione dei sistemi a barriera dei parcheggi di Sant'Anna, Largo Sturla e della stazione ferroviaria. La CISL e la Federazione dei Pensionati danno piena solidarietà ai dipendenti della Casa di Cura Gianelli che domani effettueranno un presidio di protesta a Chiavari in Largo Ravenna. Ad oggi, si legge nella nota, gli stipendi continuano a non essere pagati e permane uno stato di assoluta incertezza sulla futura gestione della struttura. Auspichiamo, scrivono, una soluzione che abbia una prospettiva sociale nei confronti di una città e non solo, che vede la presenza di tanti anziani. Qualsiasi decisione, conclude la nota, dovrà comunque prevedere la continuità lavorativa per tutti i dipendenti attualmente assunti dalla cooperativa Gianelli in Rete. E siamo all'informazione religiosa. In diocesi volge al termine la visita pastorale che il Vescovo sta compiendo nelle comunità della Val Petronio. Domani alle 20:45 nel salone parrocchiale di Francolano a Casarza Ligure, Monsignor Tanesini incontrerà i fedeli di tutte le realtà parrocchiali dell'ambito. Ieri sera invece a Moneglia un momento centrale di preghiera intorno all'Eucarestia. C'eravamo anche noi, sentiamo. L'appuntamento nella chiesa di Santa Croce a Moneglia per la celebrazione dell'Eucaristia è stato inserito nel calendario della visita pastorale che Monsignor Tanasini sta compiendo in Val Petronio, con lo scopo di riunire i fedeli di tutto l'ambito attorno all'Eucaristia. Ad accogliere per primi e con gioia il Vescovo sono stati proprio i fedeli monegliesi. Io di solito vengo a messa tutti i giorni, però ancora di più se viene il Vescovo, è il nostro pastore, mi sembra che sia altamente giusto partecipare se lui viene, anzi partecipare con molta gioia, ecco, ringraziandolo che viene a Moneglia. La visita del Vescovo esclusivamente per visitare i cristiani, i credenti, penso che sia la cosa più importante. Abbiamo già i nostri sacerdoti e il nostro parroco, molto bravi, senza dubbio, però il Vescovo ci dà un attimo più di sicurezza, ecco. Il cuore del momento di incontro e di preghiera è stata proprio l'Eucaristia, segno di unità.
l'Eucaristia diventa un po' il centro della nostra esistenza e anche un po' il centro della visita pastorale, dove attraverso la presenza del Vescovo e della Messa, ecco, possiamo incontrare anche il Signore, ma anche incontrarci tra di noi, perché in questa celebrazione ci saranno presenti non soltanto la comunità di Moneglia, ma anche le comunità della Val Petronio. La centralità dell'Eucaristia attorno alla quale si edifica il comune agire dei fedeli dell'ambito pastorale è stata sottolineata anche dal Vescovo Tanasini. La celebrazione eucaristica vuole cementare questa unità, ha spiegato il Vescovo, invitando a lasciarsi trasfigurare da questo momento per capire a fondo la preghiera eucaristica. Riusciamo a pensare, a vivere la messa domenicale come un momento che trasfigura la nostra vita. Trasfigurare vuol dire entrare più profondamente possibile nel mistero celebrato. Dobbiamo dare il senso più profondo a quello che viviamo. Domenica prossima a Belpiano si svolgerà la giornata interparrocchiale delle comunità dell'ambito di Borzonasca e Mezzanego, il ritrovo alle 13 con il pranzo al sacco. Nel pomeriggio alle 15 Don Mario Rollando guiderà la riflessione sul tema essere parte della parrocchia. Seguirà la presentazione delle attività svolte nelle diverse comunità e la messa alle 17:30. Un'altra brutta notizia arriva dalla missione della SMA in Niger. La scuola di Bomoanga, costruita da padre Pierluigi Maccalli, come sapete rapito un anno fa, è stata attaccata e vandalizzata da presunti jihadisti. A raccontarlo è il religioso casarzese padre Mauro Armanino. È un fatto grave, commenta padre Mauro, perché colpisce direttamente i figli dei contadini più poveri e non fa che confermare l'instabilità al confine con il Burkina Faso. In questo paese ai bambini, cui viene impedito di usufruire del diritto all'educazione scolastica, sono ormai migliaia, conclude il missionario. Torniamo sul nostro territorio. Il 3 ottobre scorso sono partiti nuovi corsi nel settore della ristorazione riservati ai giovani fino ai 29 anni disoccupati, grazie al bando Formarsi per competere finanziato dalla Giunta regionale. Sulla formazione professionale la Regione sta puntando molto, come dimostra anche la visita di ieri all'Accademia del Turismo di Lavagna. Siamo andati a vedere. Per un turismo di qualità serve una formazione di spessore. La presenza delle istituzioni all'Accademia del Turismo di Lavagna è stata un segnale in questa direzione, ribadire che formarsi è importantissimo e che i fondi ci sono. Formare nuove professionalità per dare spessore e qualità alla nostra offerta turistica è alla base di tutto questo progetto e soprattutto formare persone che poi trovino un lavoro era la base della nostra riforma della formazione professionale. Questi ragazzi, ha spiegato l'assessore Cavo, stanno seguendo corsi di formazione di serie A. Lo dicono gli investimenti sul settore, aggiunto, e lo dicono i numeri legati all'esito occupazionale, tanto che il prossimo Salone Orientamenti di Genova è stato dedicato al saper fare. Il saper fare è sempre più importante, lo dice il mercato, lo dicono i numeri, e quindi l'invito a tutti dopo questa visita è dal 12 al 14 novembre Salone Orientamenti, pensato per i giovani, per gli insegnanti, per i centri e soprattutto per le famiglie che poi devono accompagnare i giovani nelle scelte. Nella programmazione didattica dell'Accademia del Turismo, d'altra parte, sono state coinvolte aziende e associazioni, Confindustria, Ugal, Liguria Together, Portofino Cost, Leoni Consulting e il Comune di Lavagna. Perché abbiamo sottolineato stamattina come sia importante mettere insieme territorio, imprese per dare un futuro concreto ai ragazzi e che possano vedere che davvero per loro c'è un futuro lavorativo e quindi un futuro di vita. La visita delle istituzioni è coincisa con l'inaugurazione di una nuova sala destinata a dimostrazioni, lezioni e laboratori, uno spazio che, nelle intenzioni dell'Accademia, vuole essere aperto al territorio. Utilizzeremo lo spazio per i nostri percorsi, ma poi ci piacerebbe che diventasse anche uno spazio che i produttori, gli chef, tutti coloro i quali vogliono fare dimostrazioni, show cooking e fare momenti di aggiornamento professionale sappiano di poter utilizzare. Spazio all'economia, adesso come di consueto il giovedì, c'è tempo ancora sino a domani per i contribuenti interessati a presentare il modello 730 integrativo. Come dice la parola stessa, questa scadenza interessa coloro i quali si sono accorti di aver fatto degli errori in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi e ora devono rettificare dimenticanze o importi sbagliati. Facciamo il punto nella scheda della settimana.
Cosa fare nel caso si riscontrino errori di compilazione e calcolo all'interno del proprio 730? Diverse le strade da intraprendere nel caso gli errori riguardino dimenticanze relative a oneri o redditi dichiarati. In ogni caso, spiega l'Agenzia delle Entrate, è necessario rivolgersi a chi ha prestato l'assistenza per correggerli. Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, occorre presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo che deve essere presentato a un intermediario, CAF o professionista, anche se il modello precedente era stato presentato dal datore di lavoro o all'ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Non esiste in tal caso l'opzione di correzione e un nuovo invio fai da te, ma sarà l'intermediario a validare le correzioni in dichiarazione dei redditi, anche per evitare il rischio di nuovi errori. Questo tipo di procedura è consentita quando il contribuente ha diritto ad un maggior rimborso spettante o una minore IRPEF dovuta. Se invece il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello redditi persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. La dichiarazione spedita entro il 30 novembre sarà definita correttiva nei termini ed è obbligatoria nei casi di correzione che comportino un maggior debito e un minor credito, mentre è facoltativa e alternativa rispetto alla scadenza del 25 ottobre per chi non desidera correggere errori a proprio favore con il 730 rettificativo entro il 25 ottobre. Ora la rassegna stampa, ci troviamo dopo con gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola carico di morte, fermato a Londra un tir con 39 cadaveri migranti soffocati nel container, le vittime viaggiavano probabilmente sulla rotta balcanica, il camion è passato dal Belgio, Italia, Libia, i nodi del rinnovo dell'intesa, l'ipotesi evacuazione dei profughi. E poi per le coppie omosessuali no alla fecondazione, consulta giusto il divieto di eterologa. Russia Gate, 007 estranei, Conte si difende, per il Premier Salvini deve chiarire su Mosca, manovra 5 miliardi di microtasse. Corte Costituzionale, permessi premio possibili durante l'ergastolo ostativo. E poi le proteste per il caro vita e fermento in Medio Oriente, soldati schierati a Beirut. Veniamo all'interno di Avvenire, nella pagina di Cattolica, troviamo anche questo articolo a firma di Don Luca Sardella, Chiavari un anno con la parola, che è ponte di fraternità, l'itinerario pastorale, qua un momento del convegno diocesano. Andiamo al secolo XIX, caso Russia Gate, Conte si assolve, attacca Salvini, deve spiegare, io corretto, i nostri 007 non sono coinvolti, l'ex ministro chiarisca cosa faceva a Mosca. E poi l'intervista a Stoltenberg, segretario generale dell'ONU, la NATO deve sapersi difendere dai cyberattacchi. La consulta sì ai permessi per i mafiosi all'ergastolo, anche se non collaborano con la giustizia. E poi ancora i soldi, gli accordi, ecco cosa frena il raddoppio di Fincantieri, l'analisi del piano per Sestri Ponente. Il commento di Roberto Nofrio, serve uno scatto dopo 15 anni solo di parole. E poi il progetto Porto di Rapallo, la nuova diga supera i 7 metri, lo vedremo tra poco, e la fotonotizia è dedicata al blitz da acrobati della finanza, infiltrazioni sul ponte della 12. Andiamo a vedere, il ponte è quello di Sori, l'allarme dei residenti, la notte il ponte si muove, autostrade, l'intera struttura è stata ispezionata poco tempo fa. Blitz della finanza, trovate sulla 12 infiltrazioni d'acqua. E adesso siamo al porto di Rapallo, diga di oltre 7 metri per il porto rapallese, sopralluogo di Fincantieri, il progetto è in comune, attualmente la barriera del Carlo Riva è di poco superiore ai 4 metri, la stessa altezza della prima grande mareggiata nel 2000. Ora la linea passa ai colleghi di Genova del Cittadino. Chiamati alla missione è il titolo che apre il Cittadino di questa settimana, con particolare riferimento alla giornata missionaria mondiale celebrata lo scorso 20 ottobre. In cattedrale si è svolta la veglia diocesana guidata da Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare. Al centro della prima pagina la politica esige persone formate, continua in diocesi il percorso di formazione politica alla luce della dottrina sociale della Chiesa.
Di spalla, sguardo sul Sinodo per l'Amazzonia che si sta concludendo in Vaticano. La Chiesa difenda gli indigeni e si assuma come istituzione la responsabilità della difesa della regione amazzonica. Fondo pagina sulle scuole paritarie, definite un servizio indispensabile per il Paese. Presentato a Roma il rapporto sulla scuola cattolica in Italia. Sono quasi 8.000 le scuole paritarie presenti sul territorio. Tutte le altre notizie all'interno del giornale e sul nostro sito www.ilcittadino.ge.it. Subito in redazione per le ultime novità ci dice tutto Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Abbiamo la cronaca. In quasi 20 anni ha sottratto oltre 440.000 euro a correntisti che si fidavano di lei, ma in realtà apriva questa dipendente di Poste Italiane in un ufficio della Valle Scrivia, apriva fasulli e conti che in realtà intestandosi a lei le somme. Il tutto è scattato dalla denuncia di alcuni residenti della Valle Scrivia che hanno prestato denuncia ai carabinieri perché hanno constatato ingenti ammanchi dai loro conti correnti. Sono scattate le indagini e il risultato è che la donna, unica dipendente per 20 anni dell'ufficio postale dall'inizio del 2000 fino al novembre dello scorso anno, si è appropriata di oltre 440.000 euro di 19 correntisti, sottraendoli attraverso appunto la produzione di documentazione falsa relativa ai loro rapporti di deposito. Le indagini hanno permesso di risalire al quantitativo sottratto. Metà di questa cifra però non è più contestabile perché nel frattempo è scattata la prescrizione. I militari ipotizzano che le somme possono essere anche state perse giocando al gioco. Sono stati comunque confiscati 2 appartamenti e i conti correnti intestati alla donna. È tutta te la linea. Bene, grazie. Concludiamo con un appuntamento per questa sera. Al Cinema Mignon di Chiavari sarà proiettato il film Solo cose belle. Stiamo per vedere le immagini del trailer. Il film è ispirato all'esperienza della casa famiglia Papa Giovanni XXIII e l'iniziativa è promossa dalle associazioni Amici di Simone Tanturli e Famiglie per l'Accoglienza e dalla parrocchia di San Giacomo di Rupinaro. Viene data la presenza questa sera di un rappresentante della Papa Giovanni. In ogni caso la proiezione aperta a tutti sarà a partire dalle 21:30. Si conclude questa edizione del nostro telegiornale, l'appuntamento torna questa sera alle 19:15. Per tutti gli aggiornamenti continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.